Amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Porte girevoli oggi al velodromo. Si inizia con l'Athletic Under 15, si continua con la TF Under 17 e ora si ritorna al match con l'Athletic Under 14 per il campionato Under 14 regionale. Mentre le due squadre si caricano per l'inizio del match, abbiamo la possibilità di leggere la formazione a disposizione dell'Athletic. Con il numero 1 troviamo Consolo Francesco, col numero 2 La Colla Gabriel, col numero 3 Ulizzi Mattia, col numero 4 Livigni Valerio, col numero 5 Messina Marco, col numero 6 Miliccia Giuseppe, col numero 7 Caminita Andrea, con il numero 8 Mereu Giordano, con il numero 9 Bellavia Cristian, col numero 10 Parlavecchio Giorgio, col numero 11 Iraci Salvatore, col numero 12 Tersigni Carlo Alberto, col numero 13 Bertucci Marco, con il 14 Ferraro Mirko, con il numero 15 Falsetti Gabriele, col numero 16 Liga Davide, con il 17 Biundo Michele, con il 18 Parlavecchio Giulio, con il 19 Comella Giuseppe e con il 20 Mercadante Mauro. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara per dare inizio al match. Fischio che arriva in questo momento. Può iniziare dunque il match tra Athletic Club Palermo Panormus. Subito si parte con una rimessa laterale in favore dell'Athletic. Fischia il direttore di gara. Pressa alto l'Athletic. Recupera nuovamente il pallone. Palla a cercare forse il tiro, finisce però troppo alta, non inquadra lo specchio della porta. Ci scusiamo per la frenesia di questo inizio partita, però oggi ci sono stati 3 match di seguito, quindi c'è veramente poco tempo di distacco tra un match e l'altro. Nel frattempo rimane a terra uno dei giocatori dell'Athletic. Non sembra essere nulla di grave, fortunatamente. Ancora possesso Athletic, poi viene recuperato il pallone dalla Panormus. Ancora Panormus che continua a guadagnare metri, poi lotta sul pallone e fallo commesso ai danni della squadra di casa. Punizione subito battuta. Ancora possesso TF che cavalca sulla corsia di destra. Athletic, scusate. Frattempo tiro da fuori area.
che costringe l'estremo difensore Provenzano a smanacciare fuori. Arriva dunque il primo calcio d'angolo del match, già a partire dal terzo minuto. Il direttore di gara invita gli uomini in area a sistemarsi a dovere. Nel frattempo poi pallone. L'arbitro indica il dischietto ed è calcio di rigore. Fallo commesso in area dopo la battuta del calcio d'angolo. Subito prime grandi emozioni nei primissimi minuti del primo tempo. Subito una grande occasione per l'Athletic di portarsi in vantaggio. Sul dischetto si presenta il numero 4 Livigni, che posiziona il pallone e prende la rincorsa. Batte Livigni e subito porta in vantaggio l'Athletic. Match che va subito dunque sull'1-0 in favore dell'Athletic. Ancora possesso Athletic, che opta per il lancio lungo. Si guadagna la rimessa laterale la squadra di casa, che subito si è fatta vedere presente nei primi minuti di gioco. Altro pallone interessante che sfiora il raddoppio della squadra di casa. Grande occasione per il numero 11 Iraci. Arriva un altro calcio d'angolo nel frattempo per la squadra di casa. Corner battuto, pallone che resta lì e poi viene allontanato dalla Panormus. Recupera il pallone Ulizzi. Rimane a terra il portiere della Panormus, probabilmente uno scontro di gioco
Qualche piccolo attimo di tensione a centrocampo. Batte la punizione la Panormus, subito intercettata dall'Athletic, che può provare a ripartire. Si ripartirà da una rimessa laterale per la Panormus, viene subito battuta. Pressa alto l'Athletic, si fa vedere presente. La squadra di casa è pienamente consapevole che nonostante l'episodio a favore, il match sia appena iniziato. Si ripartirà da un altro calcio d'angolo. Palla che rimane ancora lì. Poi riesce ad agganciare il pallone la Panormus, ma l'Athletic non si fa aspettare. Si alza la mano del direttore di gara, è fuori gioco. Si riparte dunque da una punizione in favore della Panormus. Palla che viene recuperata dall'Athletic. Che prova subito a battere la punizione. Battuta la punizione, poi palla che termina fuori, si ripartirà da una rimessa dal fondo, subito battuta corta. Adesso è possesso Panormus che prova a scattare sulla corsia di destra, interrompe la cavalcata però il numero 3 Ulizzi, concedendo però la rimessa laterale. Recupera il pallone l'Athletic e può provare a ripartire. Lancio lungo del numero 10 Parlavecchio. Palla che però viene contesa a centrocampo, poi a sua volta un altro lancio lungo da parte della Panormus che però finisce facile tra le braccia di Consolo. Che poi lancia verso il compagno a destra. Lotta di rimpalli tra le due squadre. Lancio lungo della Panormus. E poi pallone messo in fallo laterale.
Arriva il calcio di rigore per la Panormus, per un fallo commesso in area. Tensione molto alta tra le due squadre. Adesso è l'estremo difensore Consolo a essere chiamato a fare la prestazione dagli 11 metri, però dall'altro lato del dischetto. Si aspetta il via del direttore di gara. E riesce a sventare il peggio, però poi sul rimpallo arriva il gol dell'1-1. Ottima reazione da parte di Consolo, sfortunato però. Il match ritorna dunque in parità, 1-1 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Palla tra i piedi del numero 9 della Panormus, poi intervento da parte del numero 6 Milicia. Sarà calcio d'angolo per la Panormus. Rimane a terra nel frattempo uno dei giocatori dell'Athletic. Corner battuto, pallone che però viene allontanato dall'Athletic. Arriva la punizione in favore dell'Athletic. Punizione battuta, palla tra i piedi del numero 3 Ulizzi, che va per il lancio verso il numero 9 Bellavia. Altra palla lanciata lunga. Lotta sul pallone l'Athletic. Palla scodellata in mezzo. Poi tentato il tiro da fuori area che però viene murato. Panormus che tiene il pallone in gioco e prova a ripartire sulla corsia di destra. Attento in questo caso Ulizzi nell'impedire la ripartenza dell'avversario, e proprio Ulizzi recupera il pallone e lancia lungo. Nel frattempo Caminita si guadagna un'altra punizione.
L'arbitro invita a ribattere la punizione. Punizione battuta dalle parti di Ulizzi. Panormus che prova a ripartire e ci riesce. Ancora Panormus là davanti. Cross in mezzo, deviato, poi tiro molto potente, poco preciso. Non trova lo specchio della porta, però attimi di brividi per l'Athletic. Batte corto Consolo. E poi pallone che ritorna tra le sue braccia. Palla ora tra i piedi di Ulizzi che scambia con Iraci. Poi Panormus che pressa molto alto. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'Athletic. Si ripartirà da una punizione in quanto è stato fischiato il fuorigioco. Punizione battuta, palla tra i piedi di Ulizzi che lancia lungo. Agganciato il pallone dal numero 10 Parlavecchia, poi la Panormus riesce a recuperare. Attenta la difesa nero-rosa, recupera nuovamente il pallone. Buona chiusura di Iraci. Punizione per la Panormus. A battere va il numero 3 Minacori. Invece Minacori va per battere, poi commesso il fallo ai danni di Consolo, che è stato travolto mentre cercava di uscire per allontanare il pallone. Lotta l'Athletic per riconquistare il pallone, la Panormus però si fa valere e si guadagna un'altra punizione.
L'arbitro conta i passi per la barriera. 2 uomini per i nerorosa in barriera. Si prepara la Panormus a battere la punizione. Pallone che va in aria. Poi grandissimo rischio per l'Athletic. Si ripartirà da una rimessa dal fondo, ma che brivido per l'Athletic. Palla recuperata dall'Athletic, poi una cannonata da centrocampo che termina in rimessa laterale. Ancora possesso Panormus, riesce a recuperare il pallone l'Athletic, rimane a terra però uno dei giocatori della Panormus. L'arbitro per ora continua il gioco. Nel frattempo 26esimo minuto di gioco, quasi 27esimo. Poco meno di 10 minuti al termine della prima metà di gara. Più chiaramente possibile recupero. Lancio lungo nel frattempo della Panormus. Lotta l'Athletic per recuperare il pallone. Ulizzi si guadagna il fallo. Lancio lungo dell'Athletic. Riesce ad agganciare il pallone il numero 9 nerorosa, che opta per il tiro da fuori area, un po' troppo debole però. Buona occasione per Bellavia. Palla tra i piedi di Livigny, che scambia con il compagno sulla corsia di destra. Poi pallone che termina in rimessa laterale. Pallone interessante per l'Athletic. Poi palla che viene allontanata. Ma attenzione, un'altra occasione per i nerorosa.
Cannonata da dentro l'area che viene respinta dall'estremo difensore della Panormus e poi viene vistosamente reclamato un fallo. Punizione per la Panormus. Si scalda anche la panchina dell'Athletic. E subito viene battuta la punizione. Lancio lungo. Costringe Consolo ad agguantare il pallone tra le sue braccia. Palla ancora tra i piedi dell'Athletic. Altra punizione fischiata. Nuovamente punizione per l'Athletic. Si aspetta il via del direttore di gara che arriva in questo momento. Pallone che va dritto in porta, facile tra le braccia di Provenzano che poi lancia lungo. Buona lettura di Livigni e poi punizione. Vistose le proteste, battuta subito la punizione alla Panormus che prova a cogliere di sorpresa l'Athletic, ma non riesce a cogliere di sorpresa Livigni che mette il pallone fuori. Pallone allontanato dall'Athletic. Battuta la rimessa laterale. Pressa alto l'Athletic ad infastidire la manovra. Lancio lungo che arriva dalle parti del numero 9 della Panormus che si trova a tu per tu con il portiere e porta nuovamente in vantaggio la Panormus. A segnare Parco Riccardo. Gol pesante che fa chiudere il primo tempo alle due squadre in due modi nettamente differenti. L'Athletic adesso deve e vuole trovare subito la risposta al gol degli avversari. Nel frattempo però le proteste iniziano a diventare sempre più vistose, sia in campo che fuori. Nel frattempo si batterà un'altra punizione in favore dell'Athletic. 34esimo minuto di gioco nel frattempo, un solo minuto al termine di quelli regolamentari, dopodiché si vedrà quanti minuti di recupero affidare all'arbitro.
Battuta la punizione che mira dritta alla porta, però risulta troppo alta, non particolarmente pericolosa per Provenzano, che ora con tutta la calma del mondo recupera il pallone e si appresta a battere la rimessa dal fondo, consapevole del fatto che ormai il primo tempo è agli sgoccioli. Battuto corto, poi Iraci prova ad infastidire prestando alto, nel frattempo Panormus che prova a scattare sulla corsia di destra, cavalcata però interrotta. Ancora possesso Panormus, altro lancio lungo, stavolta però Consolo non si fa prendere di sorpresa. Palla tra i piedi dell'Athletic, che lancia lungo sulla corsia di destra. E palla che termina fuori. Già finito il primo minuto di recupero. Rimessa laterale battuta dall'Athletic. Arriva il duplice fischio, si chiude con il risultato di 1-2 il primo tempo di Athletic Panormus. Squadre che rientrano negli spogliatoi. Ci vediamo dunque all'inizio del secondo tempo. Verso lo Bosco, grande sponda, occhio a Manno che entra nel rigore, la ripropone dall'altro lato verso Canino, risposta di Grimaudo, prima occasione della partita. Non è facile andare ad attaccare il Lo Bosco, ci prova, la salita bene la difesa dell'Accademia, sta per passare Lo Bosco e intanto si ripropone sull'out di destra verso Canino che mette dentro, proprio per Lo Bosco che aveva trovato lo spazio e il tempo. Destro e Mancino, più una posizione per Lonigro, infatti parte lui a girare. Grimaudo sembrava esserci sulla traiettoria, forse addirittura levato le mani. Bene, ancora una volta palla al piede il numero 4, poi esagera e passa Manno, ancora a cercare Lo Bosco, Vincenzi, pallone profondo verso Lo Bosco che si coordina, la sblocca il Marsala, è tutto regolare, ha segnato Lo Bosco che per attitudine sembrava quello più dentro la partita, grandissima la palla in profondità. Gioca più, dunque a piede invertito il numero 10. Bosco non è fuori gioco, lancio lungo verso Manno che va a lottare con Pulè, è passato Manno! Tocco sotto e 2-0 Marsala, insorge il pubblico di casa, arrabbiatissimo Genna che prende il cartellino giallo, chiama lo schema Campanella, vediamo se va lui. Infatti sì, è un tiro verso la porta, per esempio Manno, poi destro, prende gli applausi a Ficarrotta, sinistro rasoterra, non mette il coccodrillo Furnari e pulisce lì Luca Ficarrotta. 2-1, l'Accademia prova a rimettersi in partita. Poi si gira, Campanella lascia sempre qualche metro di troppo probabilmente. Canino, secondo palo, ottimo inserimento di Tarantino che mette dentro per Brasolin, grandissimo l'inserimento di Tarantino che tiene questo pallone, lo rimette dentro, Brasolin si inserisce e fa 3-1.
per i Granata. Campanella però sbaglia, Vincenzo a servire Sferruzza, la posizione regolare, appoggio verso Brasoli in destro, occhio a Sferruzza che se la stava andando a riprendere, ad allungare la maglia fra i due Granata. Ancora Ficarrotta, ci riprova da calcio piazzato a girare, palo pieno. Ma che traiettoria, era uscita dal mancino del giocatore in maglia 10, l'ha toccata forse, poi sul pallone riproposto in area di rigore, Furnari è perfetto, Caboschi sale in area di rigore e mette dentro il gol del 3-2 dopo l'urlo strozzato in gola. Si salva dal cartellino e ci poteva stare. Qui Campanella verticale a Ficarrotto che può inventare in 10, grande palla per Idrizzu e qui si riscatta il capitano del Marsala che va col sinistro a girare sopra la barriera. Grimaudo però è attentissimo e l'aspettava lì. Lungo il lancio e arriva adesso il triplice fischio, il Marsala conquista 3 punti importantissimi nel derby con l'Accademia Trapani. Il Lascari Cefalù si gioca una fetta di promozione in eccellenza ospitando allo stadio Ilardo il Città di Villafranca che gravita in zona playoff e punta su questa partita per cercare di rosicchiare punti importanti alla capolista, ma qui prima ingenuità da parte del direttore di gara opta nulla può man mano e allora dopo 8 minuti è già 1-1 allo stadio Ilardo di Lascari con gli ospiti che recuperano subito. Al 17° minuto torna ad affacciarsi in avanti il Lascari Cefalù, Mocciaro ignora i compagni, va ad incrociare col destro, la palla si perde fuori, poi alla mezz'ora calcio di punizione, esce male Taranto e Lascari Cefalù però non ne approfitta. La palla finisce fuori, minuto 38, calcio di punizione dall'altra parte per la squadra di Mister Comito. Ancora Fazio con una traiettoria perfida che per poco non si insacca. Poi nella ripresa, dopo 7 minuti, Arrigo commette questo fallo. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il secondo cartellino giallo, espulsione per Arrigo, Città di Villafranca con l'uomo in meno per più di 40 minuti. Allora il Lascari Cefalù prova ad accelerare o ad aumentare gli sforzi per riportarsi in vantaggio. Qui l'inserimento dal retrovie di Tiscione col colpo di testa al minuto 58 che si perde fuori, ma al minuto 68 grande parata di Mammano sul colpo di testa sui sviluppi di un altro angolo da parte di Rivainera. Tornano a farsi vedere gli ospiti che non mollano nonostante l'uomo in meno. Qui conclusione dalla distanza da parte di Laquidara con la palla che esce di pochissimo. Mammano sembrava in traiettoria dall'altra parte 3 minuti dopo. Azione tambureggiante del Lascari Cefalù conclusa con il colpo di testa da parte di Pastorella che per poco non fa 2-1. Passano altri 7 minuti, minuto 83, ancora azione che parte dalla destra per il Lascari Cefalù, la sfera arriva dalle parti di Mocciaro che si gira, prova a calciare, colpisce solo l'esterno della rete, ma al minuto 89 con l'ennesima azione dall'out di destra la palla arriva in area dove c'è come di consueto Danny Mocciaro che stavolta raddrizza la mira e segna forse il gol più importante della stagione per il Lascari Cefalù che poco prima del 90° passa in vantaggio. E dopo 5 minuti di recupero, dopo il triplice fischio, vince un'altra partita allo stadio Ilardo, battuto il Città di Villafranca 2-1 e vetta sempre più consolidata da Sportiside. Tutto, alla prossima! Bosco non riesce a controllare bene il pallone, poi spazza via il pallone, rimane ancora tra i piedi suoi. Bosco gioca da fuori area per lo Cicero, 1-0, subito TF, i primi 10 minuti di gioco, passa in vantaggio con
battuta rimasta laterale per cercare Bosco, palla che rimane lì. Ancora TF Popolare, adesso attenzione a spina e sinistro! E arriva il gol del numero 7 Spina. Protegge col corpo per lo Cicero che prova ad andare via, palla per Bosco, è buono 1-2, gioca benissimo qui il destro, e arriva un altro gol di Lo Cicero, doppietta per lui ed è 3-0. Cercare Fauci, attenzione perché adesso c'è la prateria praticamente davanti a sé. Bosco può andare via, Bosco, a secondo c'è Fauci, in mezzo il pallone per Spina col destro, salvataggio sulla linea, Fauci ancora il sinistro, la palla rimane lì, Bosco, arriva il gol 4-0 della TF. Ha provato lo Sport Palermo qui a difendere la porta, ha le sue qualità, si vede che è molto superiore rispetto agli avversari oggi. Rimini, il passaggio lungo linea per Bosco che è in gioco, va via Bosco, c'è Fauci in mezzo, molto lento il difensore, Bosco 5-0, arriva la rete del numero 10, ancora sulla sinistra adesso Fauci mette in mezzo per Randazzo, c'è Spina, Randazzo, arriva il gol dell'appena entrato numero 17 Randazzo su un attimo assist di Fauci, la lunga di Cavallaro a cercare Randazzo, c'è Fauci accanto, Randazzo porta via il pallone, Randazzo per Fauci, Fauci controlla, Fauci 7-0, vedete il gol del capitano. Mette il pallone in mezzo con il dedo sinistro per Randazzo che controlla, poi sinistro, altro gol di Randazzo che è entrato dalla panchina benissimo. Cercare Fauci, c'è Randazzo sulla destra, Fauci, Randazzo controlla, può arrivare la tripletta, Randazzo, qui Velletario, il tiro troppo facile per lui, vuole provare a fare gol, ma arriva il gol dell'esterno sinistro che manda un bacio alla tribuna. Dalla battuta c'è Fauci che controlla giù col petto, prova a girarsi, Fauci entra, c'è invece Damiata e sono 10, un incubo oggi per lo Sport Palermo. Palla per Bagnato, in anticipo, l'arbitro lascia giocare, attenzione perché può partire, adesso il contropiede, riesce a passare bene, c'è saltare Mantioni, entra dentro l'area, in mezzo rientra, ottimo il destro ed arriva il gol dello Sport Palermo, ottimo, bello il gol soprattutto, ed è finita, finisce la partita.
Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di Athletic Panormus, match valido per il campionato Under 14 regionale. Le due squadre si sono già schierate in campo, si aspetta solo il fischio del direttore di gara per poter iniziare. Fischio d'inizio che arriva in questo momento, si può dunque iniziare il secondo tempo di Athletic Club Palermo Panormus, match valido per il campionato Under 14 regionale. Il primo tempo si è chiuso nel peggiore dei modi per l'Athletic, dato che la Panormus è riuscita, dopo il momentaneo recupero da parte della squadra di casa, a ritornare in vantaggio, portandosi sul 2-1. Innanzitutto grande occasione per il numero 7 Uroni, che subito si presenta alla corte di consolo. Lancio lungo dell'Athletic. Ferma il gioco il direttore di gara. Si riparte da una punizione in favore della Panormus. Punizione battuta all'indietro. Buona chiusura difensiva della Panormus, pallone che termina in rimessa laterale. Lotta di possesso tra le due squadre nella zona della bandierina. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore della Panormus. Ancora un altro. Poi grande occasione per il numero 11 che viene messo a terra. Sarà dunque punizione ai limiti dell'area. Arriva anche un'espulsione. Athletic che resta in 10, espulso il numero 2 La Colla. Strada che si fa estremamente in salita per la squadra di casa, che deve recuperare una situazione di svantaggio, per giunta in 10 uomini.
Si aspetta il via del direttore di gara per battere. Via che arriva in questo momento, batte il numero 11 che va a infrangere il pallone sulla traversa. Palla che rimane in possesso della Panormus, che tenta il tiro da fuori area, non inquadrando lo specchio della porta. Nel frattempo arriva un cambio per la Panormus. Ad entrare il numero 18 De Rosalia Leonardo. Si preparano nel frattempo dalla panchina dell'Athletic dei cambi. Ad entrare il numero 13 Marco Bertucci. Riprende il gioco. Prova a ripartire l'Athletic sulla corsia di sinistra. Pallone che termina in rimessa laterale per la squadra nero-rosa. Allontana il pallone la Panormus. Adesso deve gestire il vantaggio con, scusate il gioco di parole, il vantaggio di essere in superiorità numerica. Buona chiusura difensiva da parte del numero 4 Livigni nel frattempo. Va l'appena entrato Bertucci a battere la rimessa laterale. Poi il pallone che esce fuori. Toccherà di nuovo a Bertucci. Pallone tra i piedi della Panormus. Allontana l'Athletic. Palla ancora in possesso della Panormus, che prova a farsi strada nel muro nero-rosa per ulteriormente allungare il vantaggio. Ancora possesso Panormus con il numero 18 che crossa in mezzo. Pallone che viene allontanato dall'area ma che rimane in possesso della Panormus. Ancora possesso Panormus e poi tentato il tiro da fuori area, dai limiti dell'area, dal numero 10 Bova.
che non inquadra proprio lo specchio della porta. Fischia la punizione l'arbitro in favore dell'Athletic. Palla battuta subito corta. Lancia lungo Bertucci. Non riesce a trovare il compagno. Si ripartirà da una rimessa dal fondo. Batte velocemente la Panormus per cercare di cogliere di sorpresa. Buona lettura di Bertucci che allontana. Poi pallone che rimane lì. Palla ancora tra i piedi della Panormus, che opta per il lancio lungo, costringe Consolo ad intervenire. Dopodiché rinvio lungo. Che si trasforma in una rimessa laterale in favore dell'Athletic. Nel frattempo arriva proprio in casa Athletic un cambio. Ad entrare il numero 14 Mirko Ferraro. Batte la rimessa laterale Bertucci. Lotta sul pallone del numero 9, l'arbitro lascia correre. Poi Panormus che cavalca sulla corsia di sinistra. Palla tra i piedi del numero 18, che poi mette il pallone in mezzo e viene allontanato. Un calcio d'angolo, che rischio. Nel frattempo arriva un altro cambio in casa Panormus. Ad entrare stavolta il numero 17 Giorgio Salvatore. Ad uscire invece il numero 8 Cottone. Si ripartirà nel frattempo da un calcio d'angolo in favore della Panormus. Calcio d'angolo battuto. Athletic che prova ad allontanare, palla che rimane ancora lì. Poi arriva il fischio del direttore di gara. Athletic che prova a ripartire sulla corsia di sinistra. Pallone che però rotola dalle parti di Provenzano.
Via però una punizione in favore dell'Athletic. Il portiere aveva recuperato il pallone con le mani, però l'ultimo tocco era della Panormus. Si aspetta il via del direttore di gara per battere la punizione. Via che arriva in questo istante, cannonata che riporta il match in parità. L'Athletic non si fa sfuggire l'occasione e riporta in parità il match, infischiandosene della inferiorità numerica. Ora gli animi in campo, sulle panchine e sugli spalti sono caldissimi per questi ultimi 20 minuti più recupero del match. Si riprende nel frattempo da una rimessa laterale in favore dell'Athletic. Lotta l'Athletic per farsi spazio in area. Tutto regolare per il direttore di gara. Va Bertucci sul pallone, che prova a rimettere in mezzo. Costringe ad intervenire Provenzano. Nel frattempo rimane a terra il numero 4 dell'Athletic, Livigni. Arriva un altro cambio nella Panormus nel frattempo. Ad entrare il numero 15 Zerilli Andrea. Batte lungo il numero 14 dell'Athletic, pallone che si va ad infrangere in una delle maglie della Panormus. Arriva una punizione. Attimi di tensione nella zona della panchina dell'Athletic. Nel frattempo si riparte da una punizione in favore della Panormus. Ancora possesso Athletic con il pallone tra i piedi del numero 7. Ancora Panormus sulla corsia di sinistra. Buona chiusura da parte del numero 5 Messina. Batte subito la rimessa da della Panormus nel frattempo.
Sulla corsia di destra la Panormus prova a farsi spazio. Altra rimessa laterale. Stavolta in favore della Panormus. Cambio rimessa. Batte dunque l'Athletic. Ancora Panormus che si fa strada, poi allontanato il pallone in calcio d'angolo dalla difesa nero-rosa. Sarà dunque calcio d'angolo per la Panormus, chiamato lo schema. Pallone battuto corto, recuperato dall'Athletic poi e allontanato il più lontano possibile dalla propria area. Si riparte subito con una rimessa laterale per la Panormus che continua a provare ad affondare sulla corsia di destra, poi intervento falloso ai danni della squadra ospite. Arriva un altro cambio nel frattempo in casa Panormus. Ad entrare il numero 16 Fricano Alessandro. Ancora possesso Panormus che insiste sulla corsia di destra. Poi fischiata la punizione in favore dell'Athletic. Punizione battuta all'Athletic. Punizione battuta alla Panormus che prova a farsi strada per vie centrali, poi pallone che viene allontanato in rimessa laterale, sempre in favore della squadra ospite, che non può farsi sfuggire l'occasione della superiorità numerica per riportarsi in vantaggio. D'altro canto l'Athletic sta facendo di tutto per mantenere quantomeno il pari e magari, perché no, approfittare della prima distrazione della squadra ospite per infilare il colpo letale che varrebbe anche la vittoria. Nel frattempo arriva un altro cambio in casa Athletic.
Ad entrare il numero 19 Comella Giuseppe. Tempo cross e grandissimo pericolo per l'Athletic. Bertucci allontana, palla che rimane ancora tra i piedi della Panormus, però grande rischio per la squadra di casa e grande occasione d'altro canto per la Panormus per portarsi in vantaggio. Pallone crossato in mezzo, palla che poi viene allontanata. 61esimo minuto di gioco nel frattempo, mancano solo 9 minuti al termine di quelli regolamentari del secondo tempo, dopodiché staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati dall'arbitro. Va per il lancio lungo Consolo. Ancora possesso Athletic, che lotta per il possesso del pallone. Rimane momentaneamente a terra Bertucci per un colpo alla testa, fortunatamente nulla di particolarmente grave, si rialza il ragazzo. E proprio lui si prepara a battere la rimessa laterale. Lotta sul pallone l'Athletic, poi lancia lungo dalle parti di Bellavia, poi pallone che esce fuori. Arriva un altro cambio in casa Panormus, ad entrare è il numero 14 Riccobono Cristian. Batte Bertucci la rimessa laterale. Pallone che esce fuori. Rimessa laterale velocemente battuta. Galoppata della Panormus sulla corsia di destra. Poi buona chiusura dell'Athletic che riesce a recuperare il pallone e prova a lanciarsi in avanti. Pallone che esce fuori. Sarà rimessa laterale in favore dell'Athletic. Si ripartirà da una punizione in favore dell'Athletic. Nel frattempo inizia a soffiare il vento.
Punizione battuta a cercare i compagni in aria, svettata di testa, però pallone che finisce tra i piedi della difesa della Panormus, che può provare a ripartire, poi intervento in ritardo, non visto dall'arbitro, però rimane a terra uno dei giocatori dell'Athletic. Si rialza, fortunatamente nulla di grave per il numero 14 Ferraro. Restituito il pallone alla Panormus che va per il lancio lungo, intercetta subito l'Athletic. Battuta la rimessa laterale. Scatta il numero 14 sulla corsia di sinistra, prova a farsi strada per vie centrali. Lancio lungo per il numero 9 dell'Athletic. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Intervento su Bellavia che da questa prospettiva sembrava un po' falloso, però il direttore di gara ha dichiarato che era tutto regolare. Nel frattempo mancano solo 3 minuti al termine di quelli regolamentari del secondo tempo. Lotta ancora l'Athletic. Lotta di possesso a centrocampo. Alla meglio la Panormus che può tentare un altro assalto, poi buona chiusura del numero 5 Messina che si guadagna anche un fallo. Lancio lungo dell'Athletic. Ci arriva Bellavia, poi pallone che viene allontanato fuori. L'Athletic, nonostante l'inferiorità numerica, sembra determinato a vincere e cerca di dare il tutto per tutto in questi ultimi minuti di gioco. Arriva nel frattempo un altro cambio in casa Athletic, ad entrare il numero 20 Mercadante Mauro. Rimessa laterale battuta dalla Panormus, poi possesso che ritorna tra i piedi dell'Athletic. Lotta di lanci tra le due squadre in questi ultimi minuti, si prova il guizzo vincente, si prova a sorprendere la difesa avversaria, si prova di tutto per portarsi a casa il match. Nel frattempo altra rimessa laterale battuta dalla Panormus, allontana l'Athletic. Poi fallo conquistato a centrocampo dalla squadra di casa. Nel frattempo l'arbitro dà 3 minuti di recupero.
Battuta la punizione lunga, cercare i compagni nella profondità, intercettata dalla difesa della Panormus. L'arbitro fa battere la rimessa laterale. Secondo la Panormus però il pallone era ancora in gioco. Difficile vederlo da questa prospettiva. Nel frattempo prova a galoppare sulla corsia di destra la Panormus. Buona lettura alla difesa dell'Athletic che allontana, poi altro lancio lungo. Ferma per fuorigioco il direttore di gara. Si chiude nel frattempo il primo minuto di recupero, ne restano 2. Altro lancio lungo per l'Athletic. Non è interessante recuperato dall'Athletic che ora può scattare sulla corsia di destra. Poi guadagnato una rimessa laterale. Rimessa laterale battuta da Bertucci, poi guadagnato un calcio d'angolo. Battuta del calcio d'angolo che potrebbe decretare la fine del match, in quanto mancano soli 20 secondi al termine dei 3 minuti di recupero. Calcio d'angolo battuto, palla che rimane ancora in aria. Sarà ancora calcio d'angolo. L'arbitro indica la bandierina, quindi si batterà. Rimane però a terra l'estremo difensore della Panormus. Si può ora riprendere con la battuta del calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, pallone che resta lì però, triplice fischio da parte del direttore di gara, termina con il risultato di 2-2 il match tra Panormus e Athletic, che termina con molta tensione, qualche spintone di troppo. Fortunatamente nulla di particolarmente grave, subito i più grandi si sono messi in mezzo per sedare il tutto.
Comunque dicevo, termina con il risultato di 2-2 il match tra Athletic Club Palermo e Panormus, valido per il campionato Under 14 regionale. Un pari prezioso per la squadra di casa, dato che all'inizio del secondo tempo è rimasta in 10 uomini, ma nonostante ciò è riuscita a recuperare il pareggio e a garantirsi un punto dal match.